Graziano De Munari, collaboratore del CAF CISL. Parliamo di detrazioni fiscali al 110% sui lavori fatti in casa, superbonus e sisma bonus. Di cosa si tratta? Dunque, la grande novità è che abbiamo la possibilità di detrarre il 110% delle spese, cioè più di quanto abbiamo effettivamente sborsato. Di quali spese parliamo? Di quelle per il risparmio energetico nella nostra abitazione, nelle abitazioni, poi vediamo i vincoli e poi specifico un po' meglio di quali interventi si tratta. Ora aggiungo anche altre importanti novità collegate. La detrazione del 110 la possiamo avere in 5 anni invece che 10 come è stato finora per i casi simili, e possiamo optare per trasformare la detrazione in credito d'imposta che può essere ceduto o in sconto sulla fattura. A proposito di queste ultime modalità, ci sono del credito o il sconto, come spiegherò più avanti, si possono utilizzare anche per altri interventi. Ecco, precisiamo quali sono le spese detraibili. Allora, innanzitutto c'è un problema temporale, devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, quindi 18 mesi di tempo, almeno fino all'attuale stesura del decreto. Gli interventi devono essere quelli di miglioramento della classe energetica degli edifici, di 2 livelli. Sapete che sono delle classi energetiche, ecco, devo migliorare dei 2 livelli, oppure arrivare a determinare la classe energetica più alta per quell'edificio. Quali sono allora gli interventi che consentono questa detrazione? Il decreto prevede 3 macro, diciamo così, aree di interventi relativamente al miglioramento della classe energetica. Uno riguarda gli interventi di isolamento termico sulle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio, ad esempio quello che chiamiamo praticamente i cappotti. Questi interventi devono riguardare più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Secondo blocco riguarda gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore o a microgenerazione. Terzo, gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore, inclusi impianti ibridi geotermici, anche abbinati a installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o impianti di microgenerazione. Ognuna di queste detrazioni, di questi interventi, potrà essere fruita entro dei limiti di spesa 30.000 e 60.000, ecco, e prevede degli adempimenti sui quali chiaramente c'è da approfondire con specifiche indicazioni che l'Agenzia e l'Enea ha dato. Queste detrazioni sono riconosciute sugli interventi fatti su qualsiasi tipo di edificio? No, il decreto prevede che queste maggiori detrazioni per interventi di isolamento termico, sostituzione di impianto climatico, appunto di efficientamento energetico, non si applicano alle persone fisiche al di fuori delle attività di impresa, arte e professione, quindi persone fisiche che non hanno attività particolari, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dalle abitazioni principali, fuori da linguaggio appunto burocratese, sono escluse le ville utilizzate come seconde case o affittate, quindi va bene tutte le abitazioni, ovviamente l'abitazione principale, e anche seconde case o altri immobili, purché non siano appunto ville singole, unifamiliari sostanzialmente. Se effettuo altri tipi di lavori di risparmio energetico, ho comunque diritto alla detrazione del 110%? Allora, il decreto dice che se viene eseguito uno dei lavori che ho descritto prima, è possibile beneficiare della detrazione al 110 anche per tutti gli interventi di risparmio energetico che potrei fare. L'esempio che appunto c'è sulla stampa anche in questo periodo riguarda, perché non manca ancora, ricordo, chiarimenti dell'agenzia ovviamente, l'esempio è la sostituzione di finestre, installazione di pannelli o schermature solari, l'installazione di colonnine elettriche degli edifici per la ricarica negli edifici per la ricarica delle auto o per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Ecco, questi lavori devono però essere eseguiti congiuntamente ai lavori, per così dire, chiamiamoli così, trainanti, ovvero
quei 3 lavori che abbiamo visto prima, rilevanti ai fini dell'efficientamento energetico, consentono anche di agganciare, tra virgolette, avere il 110 anche su altri lavori che potrei fare sempre di risparmio energetico. L'attenzione è alla parola del decreto congiuntamente, quindi deve essere un progetto complessivo dentro i quali innesto anche lavori, come dire, tra virgolette, più piccoli che magari nella normalità avrebbero una detrazione del 50%. Il decreto prevede anche novità rispetto agli interventi di riduzione del rischio sismico, giusto? Sì, sì, il decreto aggiunge a questi lavori che abbiamo visto dell'efficientamento energetico il 110% di trazione anche per interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Ricordo che sono ammissibili interventi negli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità, zona 1 e 2, dove purtroppo il centro Italia, per esempio, ha avuto terremoti, ma anche quelli in zona 3 e che riguarda praticamente la maggior parte dei comuni del Veneto. Quindi non siamo in zona 1-2, siamo la maggior parte in zona 3, alcuni in zona 4 e non hanno diritto alla detrazione. Ecco. Il maxi conto si può usufruire sia per lavori di edifici singoli che in condominio e anche per l'acquisto di case antisismiche. Le agevolazioni fiscali di cui abbiamo finora parlato possono essere usufruite anche secondo modalità diverse da quella della detrazione nella dichiarazione dei redditi? Sì, il decreto riserva proprio un apposito articolo per precisare e inserire le modalità alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, perché considera appunto problemi di liquidità o problema di incapienza, cioè colui che non può beneficiare di detrazioni fiscali, ma che magari vive in un condominio, dovrebbe fare i lavori, oppure ha interesse a fare i lavori, ma non ha disponibilità economiche immediate. E quindi l'importo di agevolazione può essere infatti ceduto o essere richiesto come sconto in fattura. Precisiamo un po' meglio. Allora, prendiamo il caso della cessione. L'importo corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori, alle banche, ad altri intermediari finanziari. Oppure addirittura se si tratta di rischio sismico, il bonus può essere ceduto a una società assicurativa nel caso in cui io abbia stipulato una polizza a copertura di eventi calamitosi, premio peraltro detraibile. Poi abbiamo invece lo sconto in fattura, che permette di realizzare interventi di fatto senza alcun pagamento. A fronte di accessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100%, cioè quello che dovrei consentire viene scontato tutto, da parte dell'impresa che ha effettuato i lavori. L'impresa quindi acquisisce il credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche o a intermediari finanziari. La cessione del credito, lo sconto in fattura, sono previsti solo per i lavori di risparmio energetico? No, il decreto come dire, amplia, prevede che possa essere utilizzata questa modalità tutti coloro che hanno diritto a detrazioni per recupero del patrimonio edilizio, quindi la classica detrazione del 50%, gli altri interventi di efficienza energetica non collegate a quelli che oggi hanno il 110, misure antisismiche non collegate magari non all'intera ristrutturazione dell'immobile, ma anche al recupero e di restauro della facciata di edifici. Sapete che c'è una detrazione del 90%, laddove è consentita per l'ubicazione dell'alloggio, ma anche installazione di impianti fotovoltaici e l'inserimento di colonnini per ricarica di veicoli. Attenzione, questa opportunità il decreto la prevede per le spese effettuate nel 20, quindi da adesso in poi, e nel 21. Ecco, come quindi posso usare la detrazione, il credito o lo sconto in fattura con l'impresa. Graziano, da esperto, qual è il consiglio che ci puoi dare? Allora, per tutti quelli che si apprestano a effettuare dei lavori sulla propria abitazione, che hanno in mente di verificare l'utilizzo del 110% o anche semplicemente la detrazione del 50% e classica 65%, io credo che, considerati gli adempimenti che bisogna seguire per evitare errori, è opportuno, come dire, avvalersi di esperti. Un posto giusto a cui rivolgersi per una consulenza professionale è il CAF CISL, c'è un servizio apposito per il servizio casa, quindi consultateci per un appuntamento.